ha sete. Caffè. Ma perché non lo fai tu? Costumata proprio. Le notizie. Azza! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Niente di meno. Cioè, Bernardeschi. Come si fa? Come si fa? Cominciamo. Amici bellini, buongiorno, penso buon martedì, no? Non mi trovo, cioè, buongiorno veramente, cioè, ma mica c'è pericolo ASL, non credo, perché ho letto che l'ASL ha detto che non è in pericolo. E allora io dico che lasciate un like su questo, siete iscritti al canale stasera, per questo dovete essere iscritti al canale e iscritti al canale Telegram, per cui qualcuno di voi non è iscritto al canale Telegram, mi ha lasciato l'username di Telegram, però non siete iscritti e non vi trovo. Forza, io lo dico a voi, sveglia, altrimenti non vi posso far vincere. Stasera ne parliamo con Kinoshi live, quindi facciamo una live pre-partita, è importante perché la Juventus incerottata, il Napoli forse recupero Spina, ci sono tutti i presupposti per illuderci e poi dopo ci rimaniamo male, non lo so. Allora ragazzi, il problema è questo, prima di tutto io ho paura, perché avevate paura, vi ricordate? Avevate paura. Ho paura perché questa positività di Bernardeschi non è riconducibile sempre a quella dell'Italia, cioè coi tempi ci troviamo, io non ci capisco più niente, perché Cragno, Grifo, Verratti insieme agli altri, e quindi l'ultimo è Bernardeschi. Io ho ancora paura per Meret, per Insigne, per Di Lorenzo. Non lo so se è una questione, se si può chiamare focolaio la Juve, però poi è veramente non saprei come vederla la situazione, però sta alle ASL. Io non vorrei che poi il Napoli si deve presentare là allo stadio, ma loro non ci sono perché si rimanda un'altra volta, sarebbe veramente il colmo. Ma non credo, sarà la sfida tra Gattuso e Pirlo, due allenatori. Non lo so se sono stati entrambi, lo chiederemo stasera in live a Kinoshi, perché non so se entrambi sono stati accusati di essere non esperti abbastanza. La stampa nazionale con Gattuso è stata abbastanza anche comprensiva, secondo me. Se facciamo una valutazione generale, bisogna dire che loro hanno riconosciuto le attenuanti a Gattuso. È più stata la stampa locale che lo ha attaccato violentemente nei periodi che poi sono diventati bui. Non lo so se all'interno della situazione del mondo Juve Pirlo è stato messo in condizione di, insomma, è stato criticato anche lui, oppure gli sono state riconosciute attenuanti di inesperienza o di squadra non completa o di situazioni in cui probabilmente ti mancano certi giocatori chiave, come sono mancati poi a noi, ma non tanto per infortuni ma proprio perché loro non ce li hanno. E allora sarà interessante stasera fare queste valutazioni e questi confronti tra due, insomma, che sono grandi amici poi tra l'altro, e quindi sono sfide pazzesche veramente. Benvenuto Mauricio Arevalo. Benvenuti a tutti gli ultimi iscritti. Ragazzi, la teniamo breve, ma perché che importanza ha? Ne parliamo live e quindi questo era giusto per svegliarmi insieme a voi. Non c'è niente da dire, dobbiamo fare ipotesi di formazione, ma le faremo tutte live. Venite live che distruggiamo YouTube assolutamente, non c'è problema, perché pare che Ospina la mano si sia allenato in gruppo, allora si è recuperato, però la mano, hai capito, il portiere, la mano, e resta il dubbio. Secondo me giocherà Mertens prima punta con Zielinski dietro e si tornerà alla situazione di Osimhen in panchina che magari può entrare nel secondo tempo, secondo me, con Lozano e poi Insigne davanti, secondo me, poi ritornerebbe Demme vicino Fabian, secondo me con Di Lorenzo, Yusai, Koulibaly e Rachmani, però potrebbe anche essere confermato Manolas.
Secondo me, non lo so, perché comunque una classe di follia, di scarsità, tipo Maximovic, cioè, non lo so, secondo me. Dall'altra parte, però, io credo che verrà confermato Arthur, cioè lo avranno il regista perché sono stati reintegrati dopo la situazione dei festini McKennie, Arthur e Dybala. Allora adesso potrebbe rientrare Dybala e sparigliare tutto, perché mi sembra evidente che alla Juve sia mancata anche un pochino di fantasia lì in avanti. Ronaldo e Morata, insomma sì, Ronaldo è finalizzatore, però non costruisce più gioco, gli devi dare il pallone, lui fa quel giochetto con le gambe, il pallone resta fermo, lui si fa il giochetto però poi segna, è sempre decisivo e segna sempre. Morata, brutto da vedere però tanto efficace, comunque fa dei movimenti importanti. Sono i rifornimenti che non arrivano puliti probabilmente, e un Dybala tra le linee potrebbe fare la differenza, come la fa Quadrato, perché bisogna dire che Quadrato la differenza la fa con i suoi cross, li può fare dalla sua area di rigore, sono comunque pericolosi, e se recuperano Arthur che fa un po' di pendolino a centrocampo, un pochino la legna che può fare McKennie, insomma diventa pericoloso. Io non so tranquillo, che credetemi, non sto tranquillo, perché poi andremo a vedere la formazione, non la formazione, sto ancora rumeno, se andiamo a vedere poi la classifica col Milan che quelli vincono, quelli arrivano a un punto dal Milan, pure noi, lo so, però io sto pensando in negativo. Arrivano a un punto dal Milan, questi arrivano secondi, credetemi, e li facciamo resuscitare sempre noi, come è stato con la Supercoppa. Capite qual è la problematica? Se poi insomma succede il miracolo e arriviamo noi secondi, Gattuso out assolutamente. Altrimenti, come è anche plausibile, perché io non lo considero mai, ma bisogna considerare un pareggio che ci fa salire di un punticino così, e poi dopo la lotta si fa interessante. Basta, da New York Valerio Fluido è tutto, mi devo svegliare, devo fare il caffè perché Prassede non mi caga proprio. Gio Pellecchia dov'è? Rita Pavone dove sei? Prassede, Concetta che se n'è andata, vabbè Concetta si è licenziata, purtroppo forza, fate tutte le cose interessanti e belline, siete bellini, fatele bellini. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose belline. Io non mi ricordo come mi chiamo.